La Dunata Nazionale degli Alpini torna in Veneto nel 2017, le penne nere saranno a Treviso. La votazione dell'ANA ha decretato la vittoria di Treviso con 15 voti a favore contro 8. Treviso ha battuto la candidatura di Modena, data inizialmente per favorita. Il Veneto ha gli alpini nel cuore e nella sua storia, ha commentato il presidente della regione Luca Zaia, e siamo pronti ad accoglierli per festeggiarli in quella che vogliamo sia una Dunata memorabile. Un riconoscimento alle migliaia di penne nere trevigiane, ma penso a tutta quanta l'alpinità che il Veneto ha sempre rappresentato, quindi sicuramente un grande onere perché organizzare una Dunata non è una cosa semplicissima, però come Regione Veneto, come abbiamo fatto le scorse adunate, Bassano, Asiago ed altro, ci saremo, anche perché siamo convinti che sia veramente un'occasione per il territorio, un'occasione per far sì che il centenario della Grande Guerra sia anche ricordato dove si è combattuta la Grande Guerra in maniera adeguata. Cosa significa in termini economici ospitare una Dunata Nazionale degli Alpini? C'è una ricaduta di qualche decina di milioni di euro che vengono appunto portati da chi viene sul territorio, che è sicuramente un indotto economico non trascurabile. Peccato che non ci sia stata Vicenza 2016, però appunto la votazione di oggi ha anche dimostrato che quando il Triveneto è compatto i risultati si raggiungono, e Vicenza è stata compatta nell'appoggiare la candidatura di Treviso.